l'ho trovato difficile, devo dire. Sì. Le domande di cultura generale? Non solo le domande di cultura generale, anche domande di chimica e di biologia, domande molto specifiche. È una delle prime studentesse a uscire dall'aula del complesso universitario Vallisneri. 3.057 gli iscritti al test di medicina 2019. Solo 1 su 10 inizierà il percorso. 340 i posti più 27 per odontoiatria, a cui si aggiungeranno i 54 che la facoltà la seguiranno in inglese. Test il 12 settembre. 100 minuti, 60 domande e risposta multipla. Tanti veneti, tanti gli studenti da fuori regione, come questa ragazza marchigiana. Non ho avuto il tempo per finire tutto, quindi non ho letto l'ultima parte, quella relativa alla matematica. Però spero bene, è la seconda volta che lo faccio. Si punta a Padova? Sì, perché ero stata qua per l'orientamento dell'universitario, mi era piaciuta. Abbastanza fattibile, ecco, quindi speriamo bene. La prima volta che... Sì, è la prima volta. Dove arriva? Io da Brescia, quindi speriamo che sia andato bene. Che scuola ha fatto prima? Io ho fatto un ITIS. Questa ragazza arriva da Brescia e il test lo prova per la prima volta, ma ci sono molti che lo tentano dopo un anno di preparazione. L'anno scorso il fatto che è stato difficile rispetto all'anno prima mi ha un po' bloccato l'anno scorso. È la seconda, io faccio già infermieristica. Scienze naturali. Sono stato comunque qui all'università e mi sono preparato così. Tanti aspiranti medici, un test d'ingresso e corsie vuote. La polemica sul numero programmato continua. L'università lo spiega così. Il test nasce da un riferimento alle normative europee, per cui il test in Italia vuole fare un numero programmato basato sulla disponibilità del corpo docente, delle disponibilità di strutture logistiche e quindi per poter garantire una formazione reale.